Intanto grazie di questa occasione di parola e di ascolto. Autonomia, federalismo, sovranismo, indipendentismo. Io mi fermerei ad un termine più comunitario. Non dipendenza. Ci unisce questo termine? Non dipendenza. Non indipendentismo o autonomismo, che sono equivoci, hanno dei confini difficili, strani, perversi a volte. Ma sul termine non dipendenza possiamo intenderci? C'è qualcheduno che è perché non si attenui o perché non si risolve il problema della dipendenza dei sardi? Io credo di no. Perlomeno in quel libretto che ho scritto Post Indipendenza ho intervistato sindacalisti, ho intervistato economisti, sociologi, di destra, di sinistra, non ho incontrato uno che mi abbia detto io sono contrario, cioè voglio la dipendenza. Tutti volevano la non dipendenza della Sardegna. Questo basterebbe. Non dipendenza ambientale? La Sardegna non ha potestà sull'ambiente. Ci possono mettere tutte le torri che vogliono e noi non abbiamo possibilità, se non attraverso vie traverse, di negarli. L'inquinamento? La Sardegna è la regione più inquinata d'Italia. Non abbiamo possibilità noi di difesa davanti ai capitali internazionali che piombano qua nella logica del profitto. 0,5 o 5% per chi è possessore dei terreni, 1,5 milioni, 2 milioni per chi mette una pala, di capitali spagnoli o finlandesi o norvegesi. Allora è possibile questo ancoraggio a un gancio fermo? Non vogliamo essere dipendenti.